Buongiorno Italia, buongiorno Maria con gli occhi pieni di malinconia. No. Bondi, 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 bondi. Oh, il caffè non veniva su, il gas è qua, la moca qua. Mamma mia, devo dormire un po' di più, un po' di più. Stavo seguendo un corso, chiamiamolo, su YouTube l'altra sera, che sarebbe ieri sera, quindi non questa, ma l'altra ieri, e che diceva di portare i propri errori a proprio vantaggio. Ma io credo che possiamo portare anche quelli degli altri a nostro vantaggio. Attento. Vedi questo petozzo che hanno fatto con i nastri biadesivi? Qui c'era un porta Scottex, no? Allora io pensavo col tempo, in qualche modo, in qualche luogo, eccetera, eccetera, di mettergli sopra una placchetta tipo di metallo, no? Che abbia un binario dentro e dentro a questo binario metterci l'attacco della GoPro. E me l'attacco a testa in giù, perché tanto la GoPro, anche se la rovesci, la metti a testa in giù, lei si gira automaticamente, registra nella posizione corretta, no? E con quel binario lì lei può scorrere avanti, indietro e la puoi girare a 360 gradi, quindi è un ottimo punto di ripresa, no? Certo, forse dovrei guardare in alto, però per certe riprese secondo me va bene, è una cosa carina, interessante da fare, no? Ma più che altro copro tutti quei buchi, quei petozzi, perché col biadesivo mi hanno tirato via tutta la carta del legno, no? Risolto alla fine, ho spostato le scritte semplicemente. Ciao il Cranti, ciao, ciao, ciao bellissima, buongiorno, buongiorno, vuoi usare qua? Mm? Qua si è ossidato un poco. Ho visto un po' di corsi su YouTube per fare i video, soprattutto per come utilizzare i programmi di video editing, no? Per fare tutti gli effetti speciali, tutte le cose strane fatte bene. E io ho visto che per quanto riguarda le puntine, sì, mi sto divertendo, però la qualità insomma è scarsa, si può fare molto di più. Vedo anche che video ne faccio tanti. Io avevo pensato di fare una cosa del genere, di pubblicare quando vado in giro, quando sono in giro, una puntina alla settimana, il giovedì, e fatta bene, in modo che un giorno mi dedico alle riprese, e un giorno alla raccolta dati, e un giorno al video editing, a tutti gli effetti video, no? E poi si butta a pubblicare. Il resto dei giorni si può fare dei video molto alla buona, come li sto facendo adesso, e li ho messi nella playlist dietro le quinte, no? Un po' per fare così un po' di vlog, per divertirsi un po', per scoprire un po' com'è la vita qui nel camper, gli accessori, tutto quello che ci può stare, insomma. Oh, chi c'ha il coraggio di mangiare sta roba? Proviamo. Longan allo sciroppo, longan, mai sentito, non lo so, non lo conosco. Beh, proviamo. Proviamo. Unboxing di sta roba qua. Cavolo, ma l'ha riempito di... Mannaggia anche a lui. Ma sembrano lici, ma è la stessa cosa, gli hanno cambiato il nome. Che pagliacci. Guarda, la stessa cosa. Ma sì, sono lici e anche piccoli. Oh, boh, dai. Poi sono distrutto. Sto finendo il sito per la concessionaria di campo, un capolavoro. Però 10 ore di lavoro al giorno è una roba pesante, vedrai che roba viene fuori, fantastico. Ai 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 ai. Dai, finisco altre 2 o 3 pagine del sito e vado a nanna. Vedi perché, vedi perché dico che mi importa tanto avere 50.000 pannelli fotovoltaici, le 2 mega batterie, e tutti mi dicono, concessionario compreso, cioè quando sono andato lì a proporre ti pago, voglio il fotovoltaico, voglio questo, voglio quello, mi ha detto guarda che è più che sufficiente quello che hai.
Però vedi, anche adesso sto lavorando con i siti internet. È vero che avrò il Surface, che è una specie di computer portatile che dura 9 ore di batteria. È vero che ho il monitor a LED, però è anche vero che ci sono giornate che io posso fare 10 ore di lavoro davanti al computer. Cioè è grafica, alla fine siti, grafica, insomma è un consumo. Poi tieni conto che comunque potrei volermi un po' di musica accesa, no? Posso guardarmi anche un film ogni tanto a letto. E comunque c'è anche il discorso che il camper, per i fatti suoi, la parte servizi, funziona giustamente a corrente. Ad esempio la pompa dell'acqua, cioè se vuoi aprire l'acqua, questo in tutti i camper è normale, se vuoi aprire l'acqua in cucina o farti la doccia, lavarti i denti in bagno, eccetera, devi prima accendere la pompa dell'acqua. È un motorino che si aziona, ti manda in pressione l'acqua e te la spinge fuori ai rubinetti quando tu apri la manovella, no? E cos'altro c'è? La stufa, anche se ho la stufa a gas adesso, comunque ha bisogno di un po' di corrente anche quella. E le luci, anche se sono a LED e metterò tutto a LED, però insomma quel poco, ma c'è un po' di poco dappertutto. E teniamo anche conto poi d'estate, il frigo, è vero che il frigo quando sei fermo puoi farlo andare a gas, però anche lì probabilmente un po' di corrente per andare a gas la useranno. Cos'altro c'è che mi ciuccia la corrente qua? E poi mettere in carica tutte le mie diavolerie, il telefono, il tablet, la macchina fotografica che ha 2 batterie, la GoPro che ne avrà 4, il faretto che io uso per quando arrivo tardi o per correre in bici è a LED, ma è ricaricabile anche quello, la luce di stop della bici è ricaricabile anche quella. Tante cosine, insomma, il power bank che mi porto dietro. Adesso è attaccato al pannello fotovoltaico del cruscotto, però è anche vero che quel pannello lì è in una posizione nel cruscotto che non riceve molti raggi solari, deve esserci proprio una bella giornata di sole, perché il camper ha la mansarda sopra e quella bene o male insomma un po' ti tiene all'ombra, no? Quindi per cui, perdonami se sto stravaccato così, ma sto proprio comodo. In più metto la GoPro sopra la sigaretta elettronica senza star lì tanto con adattatori e attacchi. E vado bene così. E cosa stavo dicendo? Mi sono perdo sempre il filo. Sarà l'età? Non ho l'età, mio padre è un re, diceva Biagio Antonacci. Ah sì, dicevo che un po' alla volta, quando arriveranno i soldini, un po' alla volta, con calma, non c'è tra virgolette fretta. Io ho ancora 1 anno e mezzo, massimo 2 da stare qui in Italia per preparare il camper prima di partire. Anzi, 1 anno e mezzo, evitiamo il 2. E un pochino alla volta, appunto, pannelli fotovoltaici, cioè se ce ne stanno 4 io me ne metto anche 4. Uno ce l'ho già, ok, quindi ne metto altri 3. Le batterie, forse è troppo esagerato avere 3 batterie, perché si sta vedendo, si vedrà poi quando mi faranno i lavori. Io ho il gavone sotto che mi tiene la batteria, per ora ne ho una sfigata da 75, però c'è dello spazio vuoto, quindi si vedrà se è possibile tramite delle staffe di metallo fare un sistema, qualcosa per creare il supporto, le staffe per una seconda batteria. Quindi si butta via quella da 75, si mette una a 110, in più se è possibile mettere sto spazio qui, un'altra a 110 ancora. Pensavo così, se non fosse il caso, di metterne una terza ancora sotto il sedile guida. È vero anche, mi hanno detto, questo può essere utile a molti, che le batterie, se messe all'esterno, ossia quando sono a contatto con le basse temperature, quando sono esposte alle basse temperature, tengono meno la carica, cioè si scaricano più velocemente, mentre mettendola all'interno tiene di più la carica, cioè dura di più. Una volta che è carica ci mette molto più tempo a scaricarsi rispetto a una che è fuori al freddo, che si scarica più velocemente. Però boh, cioè io per motivi anche di spazio, no, organizzativi, le metterei tutte e due nel gavone fuori, perché
se non metto la terza, sotto il sedile, c'hai tutti e due i sedili, c'hai un bel po' di spazio, no? E mi posso mettere tipo i documenti, accessori vari, no? Varie cose. La parte destra è tutta del cane. Nella parte destra, il sedile destro, sotto il sedile destro ci sono le crocchette del cane, le scatolette, il guinzaglio, il collare, tutta la roba sua. E vabbè, insomma, dai, per quello si vedrà. Tanto che sono qua in zona e fino a quando non ho il Surface non ho tutte queste necessità di corrente, anzi, perché se non ho il Surface il computer fisso non lo posso collegare, capito? Devo avere la presa 220, quindi se ho la presa 220 non serve a niente il fotovoltaico, non servono a niente le batterie, tipo adesso. Ah, io adesso siccome lavoro anche col computer, oltre a fare assistenze, riparare computer, eccetera, faccio anche siti internet, quindi ho bisogno di un computer prestante per fare questi siti. Il computer ce l'ho, però per usarlo ho l'obbligo di attaccarmi alla 220, quindi sto a casa, diciamo, nel parcheggio di casa, nell'area di casa, dentro il recinto di casa. Così ho la mia prolunga, che quella me la porterò dietro, e mi attacco alla 220. Ho fatto anche con mio zio, abbiamo fatto l'adattatore. Quindi ho la presa come tutti, quella a 3 poli che si attacca alle colonnine, no? Quando vai nelle aree di sosta, la presa industriale per capirci, no? E abbiamo fatto l'adattatore, cioè che attacchi e stacchi invece di avere due cavi, che tu lo attacchi ed è industriale e ti diventa civile, ossia la presa normalissima a 3 poli che te l'attacchi nel muro di casa, no? E il cavo è molto comodo, quello quando andrò in giro credo me lo terrò nei piedi del posto passeggero, perché secondo me da tenere in gavone magari è una cosa un po' scomoda, perché magari lo userò spesso, hai capito? Cioè trovi una torretta, trovi qualcosa, tac, ti attacchi e ti ricarichi più velocemente, no? Può essere comodo. 15 metri. Bene, dai, io direi che per questo dietro le quinte lo chiudiamo qua. Mi senti un po' sbattuto, un po' provato perché non è il sonno. Ho mangiato una cosa ieri sera che mi ha veramente devastato, stavo per chiamare il pronto soccorso, poi alla fine mi sono ripigliato. Scopriremo nella prossima dietro le quinte tutti i dettagli e credo che sia una cosa che può essere utile a molte persone, dai. Ciao, alla prossima!